È esploso all'ultimo minuto adesso a Napoli. Oggi vi forniamo nuove informazioni sui piani del Napoli per rafforzare la difesa la prossima stagione. Preparatevi a conoscere i nuovi nomi che potrebbero arrivare al club e le strategie che si stanno mettendo a punto per una rivoluzione in rosa. Il Napoli, mentre la stagione in corso è ancora in corso, guarda già al futuro e cerca rinforzi per la propria difesa. Diversi nomi al vaglio con l'obiettivo di rinforzare la rosa e garantire una fase difensiva solida in vista delle sfide che verranno. Nel mirino ci sono Perez dell'Udinese, che ha attirato l'attenzione del club italiano fin dal mercato invernale, e i talentuosi Boscagli e Scalvini. Secondo il Mattino, il Napoli sta valutando l'acquisto del difensore Perez dell'Udinese la prossima estate, mantenendo viva la prospettiva di completare l'acquisto. Inoltre, spunta un nuovo nome per rinforzare la difesa, Olivier Boscagli, 26 anni, attualmente al PSV, con un'offerta iniziale di 18 milioni di euro. Ma l'ipotesi di un doppio smacco tra il CP Mainers e Scalvini dell'Atalanta diventa più complessa in caso di qualificazione dell'Atalanta in Champions League. È chiaro che il Napoli dovrà agire nella prossima finestra di mercato per rinforzare la propria rosa e introdurre nuovi talenti. Intanto la situazione a centrocampo, con TR che fa vedere il suo valore, resta incerta. Il giocatore rimasto impressionato dalle sue prestazioni potrebbe restare al Napoli in caso di salvataggio, ma molto dipenderà dalla decisione dell'allenatore responsabile per la prossima stagione. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e recensioni esclusive qui sul nostro canale. Insieme seguiremo da vicino gli sviluppi di questo entusiasmante viaggio. Alla prossima volta, fan! Vai a Napoli per sempre!